Il calcio degli anni '80 inizia a essere tanto lontano non solo come tempo ma anche come struttura. Quando guardiamo le immagini ci sembra veramente di vedere qualcosa di antico, qualcosa che oggi non esiste più, ed effettivamente nulla esiste più di quel calcio, nulla esiste più di quella mentalità, di quel modo anche di approcciare al calcio. E lo dico io che non ho vissuto il calcio degli anni '80, essendo nato proprio negli anni '80 e quindi avendo vissuto quello successivo, ma mi rendo conto quanto sia diverso. Bello, bello, più brutto, questo lo lascio decidere a ognuno di voi, ma certamente tanto lontano. Buongiorno a tutti, bentornati allo Scrigno del Calcio e alla rubrica La partita della settimana. Oggi parliamo di una partita che i tifosi del Verona conoscono a memoria come tutte le partite dell'84-85, che fu l'anno del mitologico e leggendario scudetto appunto del Verona. E mi dispiace un po' parlarne oggi, che il Verona è caduto in Serie B, ormai retrocesso, però magari i tifosi veronesi all'ascolto e alla visione, come si diceva appunto un tempo nelle telecronache della Rai, potranno consolarsi con questo ricordo, perché oggi andiamo a parlare di Verona-Como, che si gioca la terzultima giornata proprio come nell'84-85, anche se lì ovviamente essendo 16 squadre la giornata era la numero 28. Parliamo del 5 maggio 1985. Il Verona è a un passo dallo scudetto. Molti pensano che possa arrivare battendo il Como, stadio Bentegodi non pieno, pienissimo, vestito a festa. Il Como però è un osso duro, sta lottando per non retrocedere, ma è una squadra molto compatta, molto tosta. Finisce 0-0 come all'andata. Il Como riesce a imporre il pareggio al Verona e anzi con Todesco va vicinissimo al gol nel finale. Il pareggio del Torino, che è la più diretta inseguitrice del Verona in casa con l'Atalanta, tranquillizza la squadra di Bagnoli, lanciata verso lo scudetto che arriverà la settimana successiva a Bergamo, partita che finirà 1-1. Vi faccio vedere il Guerin Sportivo, il servizio del Guerin Sportivo di quel Verona Como. Guardate anche il tabellino piccolo con i vecchi scudetti. Finisce 0-0, qui c'è Garella che dà indicazioni. Garella, uno dei più grandi protagonisti di quella stagione, anche se veniva spesso criticato per il suo stile non particolarmente stilisticamente bello da vedere, perché parava con i piedi, perché era molto istintivo e poco tecnico. Alla fine però era efficace. Vi faccio vedere anche l'album 84-85 e le due squadre. Questo è il Verona, vedete lo scudetto dei giallo-blu, il Verona che si laurea campione d'Italia 1984-85. Ecco i giocatori, e vi faccio vedere pure il Como che si salverà e che tra l'altro rimarrà imbattuto in casa. Como che non perderà mai in casa, neanche con gli squadroni che c'erano all'epoca. Si sono un po' capovolte le gerarchie. Oggi il Como è in corsa per l'Europa e il Verona è mestamente retrocesso in Serie B. Questa è la partita della settimana. Ogni settimana analizziamo una partita che si gioca nel fine settimana, parlando di una analoga che si è giocata in passato, e oggi siamo tornati indietro di oltre 40 anni con Verona Como. Iscrivetevi al canale, io torno domani. Ciao!